Blitz a sorpresa in mattinata nella sede di Veneto Banca a Montebelluna, finanzieri al lavoro anche nelle abitazioni dei dirigenti e dei soci dell'istituto di credito. L'operazione rientra nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma per ostacolo alla vigilanza, indagati il direttore generale Vincenzo Consoli e l'ex presidente Flavio Trinca. Il patrimonio di vigilanza, si legge nel decreto di perquisizione, è stato rettificato da 2 miliardi e 12 milioni di euro a 1 miliardo e 662 milioni di euro, con uno spread negativo di 345 milioni di euro. L'inchiesta giudiziaria ha preso spunto da un rapporto ispettivo di Banca Italia che ha evidenziato anche la tendenza a concedere finanziamenti in assenza delle prescritte tutele in materia, con conseguente scadimento della qualità del portafoglio prestiti e perdite per oltre 192 milioni di euro. Il rapporto ispettivo è finito alla Procura di Treviso ed il relativo fascicolo è stato trasmesso a Roma per competenza. Il grado di patrimonializzazione rappresenta il primo presidio contro i rischi di mercato, una specie di cuscinetto contro i rischi di mobilizzo e le perdite inattese dell'azienda di credito, ed è quindi fattore di sviluppo degli investimenti e strumento di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Ora gli inquirenti vogliono fare luce sui rapporti tra l'istituto di credito e i destinatari di finanziamenti concessi in assenza delle garanzie previste, 16 quelli sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. La banca ripone piena fiducia nell'operato della magistratura e della Guardia di Finanza, ha affermato in una nota il presidente dell'istituto Francesco Favotto. Garantiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità nelle modalità che riterranno più opportune. Questa è la presa di posizione della dirigenza, preoccupazione invece tra i lavoratori. La preoccupazione secondo me è rivolta alla nostra rete, la nostra rete commerciale, le nostre filiali che dovranno credo adesso fare fronte comune e fare argine alle centinaia di richieste che verranno fatte da parte della clientela, di informazioni, e questo probabilmente intralcerà anche la normale operatività, ovvio.